Buonasera. Buonasera e ben ritrovati, terza puntata di Effetto Friuli Giovani, la trasmissione che vede protagonisti gli studenti della Consulta della provincia di Udine, che vedete oggi numerosissimi. E oggi continuiamo il nostro percorso all'interno del mondo dei giovani e parlando di temi di attualità che interessano appunto i nostri ragazzi. Abbiamo parlato di cyberbullismo, di rete, di internet, la scorsa settimana invece di esame di maturità, inteso come esame di rito di passaggio, di crescita individuale e personale e naturalmente anche prova di Stato e fine di un ciclo di studi. Questa puntata invece la dedichiamo sempre ovviamente al mondo giovanile e il tema di cui parleremo è quello dell'infanzia, diciamo troppo breve, e di un'adolescenza invece che sembra protrarsi a lungo nel tempo. Ci potete seguire su internet, sul sito di Telefriuli, naturalmente in diretta streaming per chi fosse più avvezzo ai mezzi diciamo digitali, e naturalmente potete intervenire invece in studio, in diretta, mandando i vostri sms e WhatsApp al numero, non lo so a memoria ovviamente, quindi 345 995 6897. Lo vedete in sovraimpressione, quindi insomma se volete potete intervenire. Diamo anche il benvenuto invece ai nostri ospiti, perché oggi abbiamo con noi la dottoressa Francesca Zanon, buonasera, docente dell'Università di Udine di didattica e tecnologia del corso di laurea in formazione primaria, il dottor Gelindo Castellarin, psicologo e psicoterapeuta, i nostri due guest della serata, il professor Luca Martin e Gian Antonio Babbo. Buonasera, benvenuti, buonasera. Grazie. Allora, ho deciso di aprire così la puntata, lanciandovi degli spunti, così magari accendiamo subito il dibattito. Negli anni, diciamo, spesso sono stati etichettati, e ovviamente le etichette non sono mai in genere positive, con diversi nomi, i ragazzi di età compresa tra i 15 e i 19 anni. I millennials adesso si chiamano, però nel tempo sono stati bamboccioni per il ministro Padoa-Schioppa, poi definiti fannulloni, poi ci sono i NEET, ovvero quelli che non studiano, non cercano lavoro e non stanno facendo formazione, i ciusi della Fornero, quindi gli schizzinosi, poi i mammoni della Cancellieri e gli sfigati di Martone. Questi sono solo alcuni dei termini che ho trovato in rete. Allora, cosa ne pensate di queste etichette e soprattutto se vi sembra che la vostra generazione meriti di essere accomunata, insomma, cambiano i nomi ma voglio dire il significato è sempre lo stesso. Tu che hai il microfono, passo a te la parola così accendiamo il dibattito. No. Mi ripeti il tuo nome? Così. Giada. Secondo me non sono, io vivendola come giovane, non sono del tutto corretti e positivi i soprannomi che hanno usato, più che altro perché secondo me è facile valutare con gli occhi esterni, al di fuori di com'è realmente la situazione, valutare la vita o le decisioni che prende un ragazzo, che possono essere comunque sia giuste che sbagliate. Però sì, io sono d'accordo col fatto che ci sono magari dei giovani che non hanno voglia magari di studiare ma neanche tanta voglia di lavorare. Però non va generalizzato un caso, cioè non va preso un caso singolo e reso generalizzato per tutti quanti, perché cioè, non è così secondo me. Chiaramente. I numeri, diciamo, questi sono i numeri che una ricerca dell'Università Cattolica di Milano ha diffuso relativi proprio ai NEET, che è questo termine inglese, insomma, che raggruppa una tipologia di ragazzi, appunto l'età è quella 15-29 anni, che magari hanno completato il percorso di studi ma non riescono a trovare lavoro. I NEET non sono propriamente dei fannulloni perché il senso è quello che appunto stanno cercando, una professione che sia all'altezza comunque della formazione ricevuta. E un po' ci riallacciamo anche al tema della scorsa puntata dove avevamo parlato molto anche di alternanza lavoro-scuola e magari ci torneremo su perché ha un suo posto anche nel puzzle di questa puntata. E i numeri sono però insomma importanti perché in Italia sono circa il 20%, si parla di 2 milioni circa di ragazzi in questa posizione. In Europa sono solo il 10%, però è un 10% che corrisponde ovviamente a 13 milioni di ragazzi che appunto non riescono a trovare lavoro, vivono ancora in famiglia, eccetera.
posto che anche in Italia, insomma, sicuramente si è definiti più mammoni, quindi insomma l'allontanamento dalla famiglia scivola nel tempo, c'è sicuramente però un discorso legato non solo a un fattore di comodo, quella è forse l'etichetta più scontata che si può dare, ma c'è anche un discorso legato al fatto che appunto le aspettative sul proprio futuro non trovano poi un corrispettivo nella realtà, nella vita reale. Martino, tu che hai il microfono? Allora, il discorso sui giovani d'oggi che non si staccano, che vivono in questo essere mammoni, eccetera, a me in realtà fa un po' ridere come sia anche quasi sia quasi paradossale, perché vengono accusati di crescere troppo in fretta e di essere mammoni, di andare via di casa troppo tardi, ma anche di bruciare essere... le tappe, in altri casi. Sì, ma anche no? di bruciare l'età, e quindi a me fa un po' ridere perché in base a come ci piace i ragazzi sono quello che vogliamo. A me fa ancora più ridere in realtà però pensare al contesto storico. È da sempre che i giovani sono accusati di essere troppo indipendenti e troppo poco indipendenti, troppo quelli che vogliono sapere tutto e quelli che in realtà anche non sanno niente. Perfino nella Bibbia uno dei comandamenti è onora il padre e la madre. Se veramente dovevano essere messi come comandamento, probabilmente c'era anche un motivo perfino 2000 anni fa. Se dobbiamo quindi guardare, anche ad esempio, non so, negli anni 60, la televisione che colpiva i ragazzi, la musica rock negli anni 40, le macchine, quando arrivarono le automobili si pensava che avrebbero distrutto i giovani, quando arrivarono le lettere o il telegrafo si pensava avrebbe distrutto per sempre Dici la la gioventù. novità in generale, La i vecchi, tra virgolette, sì, sempre è vista sempre anche giustamente, perché nuovi strumenti hanno nuovi pericoli, devono essere approcciati in modo nuovo, e le nuove generazioni in realtà vivono anche in un momento storico sempre più difficile, sempre più complesso. Il gap generazionale, la distanza fra le generazioni sta anche aumentando, il che è vero, fa in modo che i giovani abbiano sempre più difficoltà a anche interfacciarsi con la generazione precedente, perché la differenza generazionale negli anni 40 fra un figlio e fra i genitori, e la differenza generazionale che c'è adesso fra un figlio e fra i genitori è molto differente. Sono strumenti che sono completamente differenti, che portano a approcci completamente differenti anche alla vita. A me comunque va sempre a ridere quando la gente senza memoria storica dà sempre ai giovani la caricatura di essere narcisisti, di essere quelli che pensano soltanto a se Ma è stessi. un'etichetta, e poi è comunque penso che sia una cosa che viene naturale forse, Sì, no, in realtà vedere essere critici. Però noi questa sera possiamo un po' fare le pulci anche ai genitori e certo, agli adulti, perché io sospetto che forse dietro questo tipo di atteggiamento, più che banalmente l'invidia nei confronti di quelli giovani che ancora devono sbocciare eccetera, ci sia forse un po' non dico senso di colpa, ma comunque anche il ruolo dell'adulto di oggigiorno, che è sicuramente diverso rispetto al ruolo di un adulto e quindi anche di un genitore delle epoche che ci hanno preceduto. È una società questa, e chiedo un contributo agli ospiti, una società che mette a dura prova anche l'adulto, vuoi perché ci sono delle crisi, quella più che ricordiamo praticamente quotidianamente, la crisi economica, che magari ha minato anche degli equilibri familiari, o di persone comunque adulte che sono trovate a perdere il lavoro eccetera. Anche i genitori spesso secondo me si trovano in posizioni di criticità estrema, perché forse il terreno in un certo senso frana anche sotto i loro piedi. Voi cosa ne pensate? Mi sembra che questa visione storica sia molto puntuale. Gli aggettivi che lei ha citato prima sono aggettivi difensivi di un mondo adulto che tra l'altro, sin dagli anni 60, ha organizzato il modo di allevare i bambini secondo una visione del tutto particolare. Mi ricordo negli anni 70 che andava di moda il dottor Spook, non so se ve lo ricordate, dove si diceva che i nostri bambini devono essere allevati senza regole, ognuno deve mangiare quando vuole, ognuno deve dire quello che vuole, pensando che la spontaneità dei ragazzi avrebbe poi in qualche modo consolidato la loro vita futura. In realtà non è così. Io ho avuto modo di guardare tante generazioni di giovani, ho fatto 40 anni di servizio in neuropsichiatria infantile, quindi ne ho visti passare tantissimi. E la mia esperienza cosa mi dice? Che i ragazzi, tutti i ragazzi, hanno delle qualità
e hanno bisogno di trovare una loro realizzazione personale. Il difetto che abbiamo noi adulti è quello di proporre dei modelli e soprattutto di usare la dimensione della critica. Noi critichiamo i nostri ragazzi, diamo delle immagini spesso di rimando negativi sul loro comportamento, ma così non cresce l'autostima, così non cresce l'autofiducia. Tutti i ragazzi, tutti i giovani hanno bisogno di sentirsi realizzati in una dimensione. Ecco, allora noi adulti anche un po' vecchi, dobbiamo saper cogliere in ogni ragazzo qual è il punto di forza e valorizzare per ciascuno un punto su cui fondare poi anche le domande di impegno, di studio, di realizzazione personale. Il problema più grande che abbiamo oggi è quello che non sappiamo creare nei nostri ragazzi la dimensione dell'autofiducia, dell'autoefficacia e dell'autostima, sin da quando sono piccoli. Abbiamo una rappresentazione dei ragazzi difensiva e non promotiva. Ecco perché noi adulti dobbiamo cambiare, a mio parere. La rigidità dei modelli è proprio quella che viene forse, che scuote di più, perché questa rigidità di modelli poi porta a al doversi omologare e appunto non poter esprimere pienamente se stessi. Certo. Da qui nascono frustrazioni che poi appunto si sposano alla perfezione con un contesto che magari anche lavorativo non è così facile. Cosa ne pensate da questa parte? Non so chi ha il microfono, fate un giro di microfono di quanto detto dal nostro professore. Secondo me è tutto giusto quello che ha detto e secondo me sono tutti d'accordo, perché sentivo prima parlarne, perché i giovani non hanno bisogno di una babysitter che li segua dall'età di 4 anni fino a 20 anni, che gli dica tutto il giorno quello che fare. Qua l'esempio dei genitori che vadano a dire quando mangiare, quando bere, quando fare tutto, studiare. Secondo me un ragazzo ha bisogno del suo tempo, ha bisogno del suo spazio e della sua autonomia e della sua indipendenza. della sua autonomia di decidere quando fare quello, quando fare quell'altro, se no non riuscirà mai ad acquisire un suo comportamento autonomo. Certo, sì, di autostima e naturalmente di realizzazione personale. Esatto. Bene, allora noi ci fermiamo subito per una breve pausa pubblicitaria e poi torniamo qui in studio. Nel frattempo aspettiamo i vostri messaggi. Allora, ben ritrovati, eccoci di nuovo in studio. Allora, vi ricordo, mandateci messaggi, dopo ne leggo alcuni che sono arrivati. Parlavamo di giovani, di modelli, di genitori e figure dell'adulto, insomma, meno autorevoli e di adolescenza protratta nel tempo. Chi ha il microfono? Di là, ecco, a te la parola. Io sono consapevole Come che ti chiami così? Riccardo. Riccardo, Vengo ok. dal Cecconi e Bene, sono benvenuto. pienamente consapevole che ci sono giovani che non hanno voglia di fare, però sono altrettanto consapevole che ci sono giovani che vogliono fare e non ci riescono per vari problemi, per diversi motivi. E ricollegandomi al discorso delle critiche, nel mondo odierno molte persone anche di rilevanza politica, ma anche, cioè, ci sono molte persone molto conosciute, non mi soffermo solo su un punto per non fare discriminazioni di nessun tipo, però è vero, c'è molta critica, la gente, i giovani soprattutto, e mi sento preso in causa perché comunque non mi tocca personalmente il discorso, però sono giovane anch'io, non ho 90 Certo, anni. una generalizzazione per forza bisogna rispondere. Quindi, ok, veniamo criticati di continuo, ma non ci vengono offerte le soluzioni, perché se un giovane non ha voglia, ok, può essere che comunque la critica va bene, costruttiva, ma va bene. Però il giovane che non ce la fa e si sente criticato, che voglia gli viene poi di provarci, di continuare a combattere per un suo ideale? Si demoralizza e dice lascio stare, chi me lo fa fare? Non ho nessuno che mi aiuta. Dottoressa Zanon. Sì, io credo, ascoltavo anche quello che veniva detto prima, credo che, sono d'accordo qui sul discorso delle critiche, ma il problema sta nel fatto che c'è proprio nel modello genitoriale una continua contraddizione, no? Il genitore vorrebbe dei bambini
dei ragazzi autonomi, indipendenti, ma allo stesso tempo non li lascia andare. Sto pensando per esempio all'infanzia. Vogliamo questi bambini che imparino a leggere e scrivere a 3 anni, a 4 anni siano scienziati, a 5 anni scoprano il mondo e poi non sanno allacciarsi le scarpe, non sanno allacciarsi le scarpe da sole, non sanno mettersi su un paio di pantaloni da soli, perché comunque noi li accudiamo in tutte quelle funzioni invece che sono fondamentali per l'autonomia, che poi pian piano crea anche l'autostima di cui parlavamo prima. Dunque effettivamente è facile criticare perché noi, parlo anche da genitore, siamo in continua contraddizione, non vi conosciamo, non riusciamo a rispondere alle vostre esigenze e per questo poi cadiamo nelle critiche come adulti, no? Io credo questo sia uno dei nodi fondamentali poi della cosa. Beh, quindi ci riallacciamo anche al discorso iniziale della differenza del gap generazionale tra genitori e figli. Certamente a me ha colpito all'interno di questa analisi, preparando la puntata, il fatto che molto spesso i genitori vengono anche accusati di essere magari troppo permissivi o dall'altro lato ovviamente viene recriminato loro l'assenza, vuoi per motivi di lavoro, vuoi per contesti familiari, insomma di vario tipo. Però poi appunto ritorno a calcare un po' la mano su questo aspetto, anche ci sono dei genitori che sono in forte crisi e quindi lo stesso modello autoritario dell'adulto, che sia il dottore di lavoro, che sia l'insegnante o il genitore, è un po' messo sotto pressione. E proprio sembra una reazione a catena questa che porta poi i genitori o comunque l'adulto a entrare in questo loop. Del resto la nostra società è basata sulle prestazioni e possibilmente prestazioni di successo e quindi ci si ritrova all'interno di una società che spinge a fare sempre di più e ovviamente i genitori tendono, diciamo, a proteggere anche questi figli. Questo è uno degli aspetti, non è una generalizzazione, è una delle spiegazioni. Tendono a proteggere appunto i propri figli e quindi a magari tenerli in casa più a lungo possibile, eccetera. Questo si vede molto nel mondo della scuola, no? Dove io sono cresciuta nell'epoca in cui la maestra aveva sempre ragione, il professore aveva sempre ragione, invece adesso c'è la tendenza opposta, no? A proteggere, però proteggere non dando quell'autonomia fondamentale al ragazzo, proteggerlo da tutto, difendendolo forse in maniera eccessiva. E così il mondo, diciamo, reale si discosta poi da quello ovviamente ideale. Cosa ne pensate? Fate un giro di microfoni, voglio sentire i vostri contributi. Timidi, tutti timidi, di qua c'è qualcuno? Ecco, dai, fate il passaggio, il microfono di qua. Io avevo piacere di schierarmi un po' da entrambe le parti, nel senso, da parte nostra troviamo una fascia di adulti che è nata nel dopoguerra, dove era tutto da ricostruire, non era un periodo semplice, ma appunto perché era tutto da ricostruire, i giovani di una volta avevano molte più porte aperte rispetto a quelle che abbiamo noi ora. Non era sicuramente facile, però ci sono molti impresari di oggi che pur non avendo avuto un titolo di studio, che se non abbiamo noi oggi non andiamo da nessuna parte, sono riusciti a mettere su imprese di livello e aziende che vanno avanti da tanti anni, certo. D'altro canto noi sì, ci siamo trovati nel nuovo millennio in cui questi adulti non riescono a insegnarci come vivere i giorni d'oggi, perché non conoscono appunto le tecnologie in cui siamo immersi e non è, ammetto che mi metto nei panni di un genitore e assolutamente non è facile istruire un figlio, educare un figlio e insegnargli come vivere in un mondo come quello di oggi. Beh, insomma, il mestiere del genitore sicuramente è un mestiere difficile. E mettendomi dalla parte dei genitori, noi non dobbiamo ricadere su non veniamo accreditati, non veniamo ascoltati.
Cioè, non possiamo dare anche noi una colpa verso loro, ma dobbiamo anche un po' arrangiarci sicuramente. Ma insomma è un po' il gioco delle parti, no? Direi che tutto sommato. Arrivano dei messaggi, ve li leggo anche come provocazione. Bisogna insegnare l'educazione civica dalle elementari, insegnare il valore della famiglia, ma d'altronde se viviamo in una società che non riesce a debellare la droga, ma che anzi la legalizza, di cosa stiamo parlando? Questo è un messaggio. E poi avevamo uno che invece citava Platone, per cui preparatevi che così mi confermate. Platone dice che i ragazzi sono maleducati, non rispettano le regole, credono di aver sempre ragione. Professor Babbo, lei? Beh, se lo dice Platone non possiamo... Lo dice un nostro ascoltatore, poi se Platone... No, ecco, condivido, assolutamente è vero. Citazione vera, bene. Questo però ci racconta quello che dicevamo prima, ecco, con i nostri ragazzi, che di fatto guardare, stigmatizzare il giovane e dividerlo quasi come categoria diversa rispetto a noi, ecco, sicuramente è uno sport che abbiamo fatto da migliaia d'anni. Io credo una cosa, che forse bisognerebbe non più guardarci come categorie, ma come unica categoria, che è la persona. In questa situazione, ecco, forse la crisi, che vale anche per noi genitori, io ecco, sono padre, è dovuta anche al fatto che come adulti oggi non possiamo smettere di crescere, di metterci in discussione, di cominciare anche noi a fare un percorso, ed è chiaro che forse quello che i giovani hanno bisogno oggi non è soltanto di un padre o una madre che hanno delle idee ben sicure, ben precise, ma di vedere un padre e una madre che comunque si muovono, cercano, ecco, spostano le proprie certezze, cominciano a individuarle e non si finisce a 30 anni, non si finisce a 40. Questo sarebbe un punto di incontro tra le due credo proprio che un figlio oggi non abbia bisogno di un padre arrivato, ma di un padre che ha voglia ancora di camminare. Questa è una cosa molto bella. Io vedo moltissimi dei vostri genitori, ecco, che vengono a parlare, e vedo molti di questi adulti che come adulti magari non abbiamo tanto voglia e non hanno tanta voglia di muoversi, ma come padri e come madri hanno ancora voglia di mettersi in discussione, e questa è una grande opportunità, ecco. Io lavorerei, ecco, anche sul positivo di questi genitori, che è vero che da una parte abbiamo un senso di colpa e di impotenza sul fatto che vi consegniamo una realtà forse più complicata di quella che abbiamo accolto noi, forse più difficile, però contemporaneamente ci siamo, ecco, ci siamo. Masha? No, tu, ecco. Ripetimi il nome, scusa. Elena. Allora, riguardo a quello che ha detto il prof, vorrei aggiungere che tante volte non ci vuole un rapporto genitore-figlio, ma anche genitore-amico, perché tante volte le discussioni avvengono tra mio padre così o mia madre così, mio figlio così. Tante volte il rapporto di amicizia tra i genitori e il figlio è molto più ampio rispetto al rapporto genitore-figlio. Quindi tu vorresti un genitore più amico e meno autoritario? Esatto, perché così ti puoi confidare di più, puoi parlare di qualsiasi cosa ti capita per la mente, quindi sei più libero. In questo caso passo la parola al Castellarin, perché in realtà la figura del genitore amico è un po' una figura controversa, vero? È una figura controversa perché ci possono essere delle alleanze, delle collusioni, va bene? Ciascuno deve stare al suo posto e ciascuno ha la sua responsabilità. Allora, cosa deve fare un adulto? Un adulto deve promuovere, deve indicare la strada, ovviamente, ma deve aiutare i ragazzi, il figlio, a trovare la realizzazione di quel quid, di quella qualità di cui ciascuno di noi è dotato. Ciascuno di noi ha una capacità, sia una capacità in un'area disciplinare, oppure un'abilità. Uno è bravo nello sport, uno è bravo in musica, uno è bravo in matematica, e noi sappiamo che i ragazzi friulani sono molto bravi in matematica, perché poi quando vanno a fare le competizioni in Italia riescono bene. Sono bravi, riescono come bene. Sono bravi i nostri ragazzi per quanto riguarda le valutazioni invalsi. Allora vuol dire che ci sono delle qualità. Cosa dobbiamo fare noi adulti? Dobbiamo cercare in ogni ragazzo, in ogni figlio, qual è la qualità che questo ragazzo possiede, e su quella qualità chiedere la responsabilità. La responsabilità non è solo l'impegno a fare bene a scuola, la responsabilità è l'autorealizzazione.
Madre Natura ti ha dato delle doti, tu devi essere responsabile di fare il massimo in un campo e in quello io sarò molto attento a chiederti di dare il massimo di te stesso. E poi anche ti chiedo, una volta che hai realizzato la tua potenzialità, di studiare anche matematica, di studiare fisica, perché sono d'accordo con il giovane che ha parlato prima. Se io vado a vedere la mia adolescenza, agli inizi degli anni 60, ovviamente avevamo la dimensione della speranza. Era tutto un mondo in cui credevamo di potercela fare, ce l'abbiamo fatta, perché c'era la condizione di poter investire come persone. Voi vi trovate in una situazione molto più difficile, sono quasi 10 anni che siamo in una crisi economica devastante e i ragazzi non trovano lavoro. Però non possiamo fermarci, dobbiamo essere capaci noi adulti di aiutarvi nella dimensione della speranza ed arricchire la propria persona. Se non troviamo subito lavoro, facciamo dei corsi intanto. Se intanto vogliamo valorizzare la nostra persona, facciamo del volontariato, partecipiamo alle iniziative culturali della città, cioè arricchiamo la nostra persona, perché il mondo è difficile, però poi se investiamo nelle nostre capacità e nelle risorse, sicuramente troveremo una nostra realizzazione. Dobbiamo insegnare la speranza. In linea con quanto stavamo dicendo, secondo me più che il genitore amico, un genitore aperto e accogliente, cioè che sappia ascoltarti, che sappia accogliere quello che tu sei e la novità che vuoi portare al mondo, Certo. ma sappia anche stare nel suo ruolo, sapendoti anche richiamare. Semmai, ecco, l'adulto non costruisce con rimprovero, ne parlavamo in questi giorni con le mie classi, costruisce con richiamo. Nel rimprovero passa il messaggio sei sbagliato, siete una generazione sbagliata, guarda i commenti che ci siamo dati all'inizio, tutti gli appellativi ecco, con i quali siete stati chiamati. Non sul richiamo, non sul rimprovero, scusami, ma sul richiamo invece, il dire guarda sei fatto per qualcosa di grande, non vivere per qualcosa di piccolo, di basso. Ecco questo. E di amici ne puoi avere tanti, di genitori ne hai 2, tienili preziosi, chiedigli che siano aperti e accoglienti alla novità che tu desideri essere e desideri portare. Ecco, così io la vedrei. Bene, continuiamo a parlare di questo e ci sono alcuni messaggi importanti, sì, interessanti che poi vi leggerò. Pubblicità e seguiteci anche se volete su internet diretta streaming. Eccoci ritrovati. Eccoci ritrovati in diretta sempre qui appunto dagli studi di Telefriuli. Allora vi avevo detto erano arrivati dei messaggi e quindi io ve li leggo random e così dopo magari li commentiamo. Purtroppo viviamo in uno stato troppo di diritto, si dà il diritto di fare tutto ma nessuno mai paga, ci vuole più severità nella scuola e nella società civile. Chi sbaglia paga e questo non significa repressione ma invece aiuterebbe i giovani a essere più responsabili e responsabilizzare, educazione che poi trasmetterà ai suoi figli e migliorerà tutta la società. Qui insomma c'è un po' di non c'è l'etichetta, però c'è un po' di pregiudizio. Ragazzi, scrive un altro utente, Alex, il vostro obiettivo non dovrebbe essere di diventare ciò che il sistema vuole, ma quello di svilupparvi, aprire la mente e diventare chi realmente siete. Diventate ciò che siete, fate fiorire il vostro essere. Poi, andiamo avanti, ce n'erano altri. Ok, e mio figlio, questo invece si riallaccia a quanto detto prima, mio figlio quando ero piccolo mi ha detto che io non potevo essergli amica perché una mamma è più di un amico. Allora, facciamo un giro, c'erano dei ragazzi che volevano parlare, parto da qua. Sì, dimmi il tuo nome, alzati. Marco. Allora, io penso che comunque se vogliamo parlare di questo argomento dobbiamo prendere, oltre dal punto di vista oggettivo, perché ovviamente non possiamo parlare a livello soggettivo di ogni singola persona, ogni singolo rapporto, dobbiamo prendere in considerazione oltre che il modello socio-economico che comunque si è sviluppato, perché a partire dal Novecento l'economia è migliorata, anche se ci troviamo in periodi di crisi, gli stati si trovano comunque un po' in questa situazione critica a livello economico e le situazioni familiari sono migliorate, quindi la famiglia si trova anche a poter assistere i giovani con molta più efficienza, si può tenere un ragazzo in casa con molta più facilità, senza il bisogno di doverlo per forza mandare fuori.
E a livello invece di famiglia, se vogliamo parlare dell'adolescenza, l'adolescenza è comunque un periodo che nel momento in cui comincia crea nella famiglia uno spartiacque a livello di struttura, anche perché in questo periodo la famiglia si trova in un momento in cui vorrebbe che il figlio ottenga la propria indipendenza, ma allo stesso tempo c'è il legame affettivo che frena questa cosa. Quindi se vogliamo dare una colpa non la possiamo neanche dare, perché non c'è una parte che ha più colpa e una parte che ne ha di meno, perché da un lato ci siamo noi giovani che vorremmo avere una nostra indipendenza, noi che vorremmo sfoggiare tutte le nostre abilità e far vedere quello che siamo, dall'altra parte ci sono dei genitori che probabilmente vedono in loro stessi degli errori che hanno fatto, vedono in noi degli errori che loro hanno fatto alla nostra età e hanno paura di lasciarci liberi, hanno paura di dire ok, lascio mio figlio indipendente a fare quello che lui ritiene giusto sia da fare, però allo stesso tempo vedono che quelli sono magari gli stessi errori che hanno fatto loro e quindi c'è questo timore di volerci lasciare. Quindi io penso anche che non sia corretto che tra genitore e figlio si crei un legame di amicizia, perché l'amicizia non è il rapporto che c'è tra genitore e figlio, il rapporto che c'è tra genitore e figlio è un rapporto sì di affetto, è un rapporto sì di aiuto nella crescita, ma non può esserci amicizia, perché amicizia è un concetto abbastanza delicato. Un'amicizia potrebbe essere quella che ho io con lui e è una cosa nostra, si condividono delle cose che intimamente con i nostri genitori non condivideremo mai, ma per una questione che abbiamo una nostra identità e che i nostri genitori... Ci sono dei ruoli che sono prestabiliti nella famiglia. Abbiamo, parlando della famiglia naturale, abbiamo madre, padre e i figli. I figli hanno un loro ruolo, i genitori hanno un loro ruolo e c'è un rapporto di comunione, una relazione tra di noi. Quindi non vediamo il rapporto tra genitore e figlio come un'amicizia, vediamolo più come una figura che tiene alla nostra persona, che ha un legame molto stretto con noi e che però è comunque un punto di riferimento che noi dobbiamo tenere come aiuto più che altro, anche perché noi quando usciremo poi di casa, quando poi entreremo nel mondo dei grandi, letteralmente, non è che possiamo sempre stare lì a dire tanto ci sono mamma e papà. Ci sono quelli NEET e i vari bamboccioni e compagnia bella, sono Esatto. quelli lì. E le ragazze dietro? Passa il microfono. Prendete il microfono. Avevate tanto da dire, dai. Parla tu. Per quanto riguarda questa situazione tra genitore e figlio, tra relazione di amicizia intendo, non sono d'accordo nemmeno io. Il genitore ha il compito di dare i propri consigli al figlio in base anche alle esperienze che ha avuto in passato e quindi io trovo giusto che il genitore dica al figlio guarda, io non sono d'accordo che tu faccia questa cosa e quindi non sono d'accordo, però se il figlio decide di farla, sì, il genitore comunque non si deve opporre. Quindi un genitore che sostiene comunque, sì, appoggia comunque, il figlio sì. pur rimanendo nel suo ruolo. Di qua, chi ha il microfono? Tu cosa ne pensi? Allora, io penso che per un giovane, e per giovane intendo soprattutto adolescente, sia molto difficile essere in grado di creare un proprio carattere. E questo carattere che comunque si acquisisce crescendo viene assunto, secondo me, attraverso due fonti principali. La prima è la famiglia, perché è essenziale che sia anche solo un genitore, comunque è evidente che il carattere, comunque alcune abitudini vengano prese sull'esempio di questo genitore, che può essere positivo o negativo. Poi è anche dato l'esempio che è il genitore a prendere l'esempio dal figlio e su questo si vedono molte situazioni, soprattutto oggi. L'altra fonte secondo me invece è proprio la società, quindi vedere i compagni, vedere la moda, vedere anche la televisione. E quindi rispondendo anche a una mail di un ragazzo che aveva scritto prima, un messaggio, che aveva proprio incitato i giovani a creare un proprio carattere, a ribellarsi alla società, a quanto viene imposto. Io penso che comunque sia difficile, è raro comunque per un giovane
dire di essere immuni da tutto ciò che siamo bombardati, che sia, magari non parlo solo di social media, di televisione, ma anche semplicemente vedendo gli atteggiamenti di altre persone. È questo difficile, ed è su questo che poi magari sbagliando o comunque vedendo anche gli errori altrui, perché no, si impara avendo anche la propria esperienza e decidere anche poi cosa fare per il futuro. Quindi anche tutta questa svogliatezza con cui vengono denominati i giovani, secondo me non è altro che ciò che viene imposto dai nostri genitori, perché comunque i genitori cercano di insegnare ai figli, e certo immagino comunque rari casi, ciò che loro avrebbero voluto che fosse stato loro insegnato, quindi magari alcuni divieti che sono stati loro imposti verranno trasformati nella generazione successiva in eccessive concessioni. E quindi secondo me è comunque tutto un fattore generazionale. Tutto collegato. Chiedo aiuto a voi in questo senso. Quello che dice lei, cioè è vero che i genitori davvero proiettano i fallimenti, le proprie frustrazioni e che queste generano poi appunto questa distanza generazionale? Noi siamo esattamente la personificazione di ciò che i nostri genitori hanno rimosso. Cosa vuol dire? Vuol dire che se c'è una parte che magari viene negata da parte di un adulto, poi ce la ritroviamo bella e pronta nella generazione successiva. Che dire, se il primo peccato, diciamo così, dell'adulto è la ipercritica o l'iperprotezionismo, il terzo peccato è sicuramente un atteggiamento iperansioso, cioè presentare una rappresentazione del mondo catastrofica, sempre negativa, dove tutto è incerto, tutto è fallimentare, dove non c'è la fiducia nelle autorità, dove non si può portare un contributo. Ecco, questo è un grande peccato. Allora noi dobbiamo essere così prudenti di tacitare le nostre ansie, perché altrimenti costruiamo sempre di più incertezza nei nostri ragazzi. I ragazzi hanno bisogno di credere in qualcosa, nelle loro opinioni, confrontarle con gli adulti devono testimoniare comunque la propria rappresentazione del mondo, politica, religiosa, ideale, dare l'indicazione di una strada, ma nel contempo non avvolgerli in una grande incertezza. Sono d'accordo che viviamo in un mondo difficile. La televisione ci propina in continuazione morti, distruzioni. Ma forse il mondo è sempre stato difficile anche per le generazioni passate, ma c'era meno, è importante, hanno sottolineato l'aspetto diciamo mediatico, social, le notizie che viaggiano veloci e che si diffondono con però non dobbiamo neanche un ritmo esagerare. martellante. Non dobbiamo esagerare con le paure, però. No. Ma poi credo che effettivamente da genitore tu ti crei un'idea, no, del figlio che vorrai, ti fai un'immagine mentale di questo figlio quando diventi genitore, dunque proietti in lui un po' i tuoi desideri, i tuoi pensieri per il futuro, dunque è anche normale. Certo, perché c'è una progettualità che sì, è normale proiettare anche nel proprio figlio i propri desideri, anche perché no, sperare per il figlio quello che tu non hai avuto, perché io non ho potuto fare, io non ho avuto l'occasione, spero che mio figlio possa avere questa cosa, non ci vedo niente di negativo in questo aspetto. E come non vorrei neanche demonizzare in questo momento il discorso dei media, dei social, insomma, che sono, comunque fanno parte, siamo in questo contesto. Ne abbiamo parlato prima appunto. È il contesto in cui viviamo. Dunque. Certo che ecco, una cosa importante che è venuta fuori da più di qualcuno, il rispetto dei ruoli, questo secondo me è fondamentale, no? Ecco perché non amicizia col genitore, perché ognuno deve avere il proprio ruolo. Un messaggio ci dice Monica, forse un genitore amichevole è colui che guida sostenendo e promuovendo i talenti, bravi ragazzi del Mattei. Quali sono? Così, eccoli. Monica. Io vi porto i saluti dopo, leggeremo anche i saluti. Cosa ne pensate? Ragazzi del Mattei, dai, siete stati chiamati in causa. Allora, Nicolas, vabbè. Nicolas ormai sì, ci ricordiamo. Niente, allora a mio parere la figura genitoriale deve essere autoritaria ma accompagnata anche da un atteggiamento amichevole, perché se un genitore è troppo autoritario con il proprio ragazzo, con il figlio, esatto, va incontro poi a essere un po' un dittatore, quindi anche non fare questo in psicologia significa, tipo non fumare ad esempio. In maniera indiretta dici fuma perché in psicologia non si annulla. Perciò
deve essere sia amichevole che autoritario. Adesso Quindi... dobbiamo chiedere al dottor Castellari Sì. dopo di confermare. No, hai finito, potevi continuare, certo. Così? Un imperativo? Prego, se c'è una di voi che vuol parlare. Allora, parlo di nuovo io. Volevo rispondere comunque citando una cosa insomma, che aveva detto una professoressa della nostra scuola, cioè la differenza tra il genitore autorevole e il genitore autoritario. Vengono spesso usati come sinonimi, quando in realtà c'è una differenza immensa dentro. Quindi un genitore amico non vuol dire che non sia un genitore autorevole, forse non vuol dire che è un genitore contrario, che non sia un genitore autoritario. Perché un genitore autorevole è comunque una persona, un genitore che è in grado di farsi valere, ma non sempre in senso negativo, ma anche in tono amichevole. Quando invece l'altro si tratta invece di un genitore che esprime insomma, la propria posizione attraverso obblighi nel figlio e quindi non è spesso espressa come una figura positiva. Questa è quindi la differenza. Bene, allora noi ci fermiamo per l'ultima pausa pubblicitaria e torniamo subito dopo la pubblicità. Ultima parte della puntata, continuiamo a parlare, il discorso ha seguito la strada del rapporto genitori-figli, genitori-amici, genitori-fratelli, genitori autoritari o autorevoli, insomma sembra che la coppiata per parlare di adolescenza protratta nel tempo e di infanzia forse un po' accorciata, alla fine sia stata questa. Io vi leggo dei messaggi e poi partiamo per l'ultimo giro di microfoni. La giovinezza è un passaggio e purtroppo crescendo ci dimentichiamo della nostra. Pare che ci prepariamo alla vecchiaia facendo i soliti commentoni da nonni, ai miei tempi. Certo è che i modelli sociali opportunisti dove l'io e il materialismo hanno grande influenza non aiutano sicuramente a maturare, a crescere e per questo è importante che i ragazzi abbiano dei progetti, qualsiasi essi siano, perché ogni generazione ha a che fare con il suo contesto evolutivo. Forza ragazzi, siete il futuro. Questo messaggio è molto bello perché appunto in realtà siete voi il futuro e gli adulti non dovrebbero forse mai dimenticarselo. Durante la pubblicità si discuteva anche dell'importanza della formazione o comunque del ruolo della scuola anche all'interno di queste dinamiche. Professor Babbo. Ma sì, credo che moltissime delle vostre ore, delle ore di un adolescente, sono giocate all'interno della scuola, 30-36 ore alla settimana sono un'esperienza incredibile, ecco, dove ci si può incontrare, si cresce e ecco, quello che chiederei a voi è questo, non fermatevi a chiedere alla scuola soltanto saperi, ma passate anche a due livelli di conoscenza molto più interessanti, che sono i sapori e la sapienza. Nell'esperienza scuola, come dalle altre agenzie educative, oltre ai saperi che sicuramente formeranno una bella testa, un bel cervello, si vedranno i sapori che formano il cuore e la sapienza, ancora di più, che forma poi la vostra anima. Quindi quando il successo formativo sarà completo, non quando avremo avuto una bella testa piena di saperi, ma quando ha un cuore che ha gusto di vivere e la sapienza, cioè la capacità di scegliere cos'è il bene e saperlo perseguire, quindi con tutto il concetto di responsabilità che ci dicevamo. Quindi che cosa vuol dire? Vuol dire che io non farò più scelte così perché mi vanno, faccio delle scelte perché le sento vere, le sento giuste, le sento costruttive. Ecco. E questo vuol dire diventare grandi, vuol dire diventare liberi. E la libertà c'è solo dove c'è scelta consapevole. Ecco, su questo allora non fermatevi, non chiedete alla scuola soltanto, anzi la scuola è disposta, secondo me molti insegnanti sanno anche riconoscere un proprio ruolo educativo, chiedete oltre ai saperi il sapore, il gusto di vivere, perché siete nati per questo, non siete nati per diventare lavoratori, non siete nati per diventare pensatori, ma siete nati per diventare felici, siamo fatti per questo. Ecco, allora chiedete il sapore e chiedete la sapienza, che è il percorso attraverso il quale raggiungerete e raggiungeremo insieme a voi la felicità. Grazie. Professor Babbo, arrivano i complimenti anche via messaggio per lei, quindi Grazie. complimenti. Professor Martin,
Parlavamo anche, anche del ruolo dell'alternanza scuola-lavoro, Sì. di un progetto che poi è quello della scuola, che è completo e va a cercare insomma, di offrire una strada. Secondo me i discorsi che abbiamo fatto stasera sono belli e interessanti, però quello che ritengo giusto dire è che la scuola è una palestra per affrontare un futuro che è diverso da quello che abbiamo vissuto noi. Io penso che i ragazzi che sono qui devono guardare il futuro lontano, non più vicino. Hanno delle opportunità che sono quelle tecnologiche, che le aprono a orizzonti nuovi, a modi di pensare il lavoro diverso. Pensare il lavoro come l'abbiamo fatto noi non ha senso. Il mondo è in continua evoluzione, le figure genitoriali saranno anche in crisi, ma il futuro davanti è nelle loro mani e penso che loro debbano pensare come proporre il lavoro in maniera nuova, diversa. C'è posto per tutti. Forse in crisi, come avevamo detto prima, sono anche i modelli proprio, più che... In crisi è difficile stare al passo coi tempi. Perché sono modelli forse anacronistici o comunque ideali, forse anche non rispettati dalla... Sì, diciamo che il genitore fa fatica a capire cosa desidera il figlio. Beh, chiaro. Anche Lei perché, dicevamo, è anche una questione di linguaggio. sì, le categorie di linguaggio sono necessariamente diverse. Quando un genitore ascolta il figlio, sente le parole, difficilmente capisce quello che c'è dietro le parole. E l'adolescente non riesce a farsi capire perché i termini sono diversi. Il mondo da cui esce quel suono non è quello che avevamo conosciuto noi. Come si diceva prima, le epoche sono diverse e quindi anche il confronto culturale a livello di generazione è veramente difficile e complesso. L'unica cosa che si può dare sono degli strumenti che loro devono prendere in mano, gestire, costruire la loro scatola, il loro futuro e proseguire. L'università in questo contesto che ruolo ha? L'università in questo contesto è quella che vi prepara poi, no? È l'ultimo passaggio al mondo del lavoro, ma dovrebbe essere legata al mondo del lavoro. Dovrebbe essere un po' come diceva prima il professore, anche l'università vi deve dare i sapori, non solo i saperi, no? L'università, a volte si pensa all'università come università che dà saperi teorici, che dà contenuti così staccati dalla realtà, invece no, l'università è quella che è calata nel reale, che deve far assaporare che cos'è il reale e deve mettervi nelle condizioni per affrontare il mondo del lavoro e il territorio, dunque darvi gli strumenti, al di là dei saperi, gli strumenti per entrare del mondo del lavoro. Quello che dico sempre alle mie studentesse che si preparano a diventare insegnanti della scuola primaria, anche così in modo provocatorio, dico: sapete, se un bambino non ha problemi imparerà a leggere e a scrivere nonostante voi, però nessuno insegnerà, cioè una buona scuola deve insegnare ai bambini a quei sapori, a un nuovo modo di pensare, un nuovo modo di affrontare la vita. Questo deve dare la scuola, questo deve dare l'università. Tu che volevi la parola, prego. Viviamo con l'idea che il genitore debba completamente formare il figlio e prepararlo al mondo. È vero, ma dal mio punto di vista in parte, perché sì, il genitore deve buttare delle basi perché il figlio possa crescere, ma sta anche al figlio riuscire a capire come crescere e come entrare e vivere nel mondo. E riporto un esempio mio personale proprio. Io se devo usare il computer lo uso tranquillamente, ma se devono usarlo mia madre e mio padre glielo spiego io come farlo. È logico che loro non mi aiuteranno mai in questo, ma io so che in futuro, accada quel che accada, crescerò con una ideologia di valori che è quella che mi hanno trasmesso fin da bambino, quella con cui sono cresciuto, e quindi so che le loro basi, loro su di me le hanno gettate. Io potrò fare l'operaio o l'imprenditore, che io avrò l'ideologia che mi hanno trasmesso, i valori che mi hanno trasmesso loro da bambino. Comunque i valori vanno oltre Sì, ma comunque io so che loro non potranno proiettarmi in un mondo, ad esempio io personalmente mi interesso di tecnologia, io so che loro non riusciranno a proiettarmi in questo mondo perché io ne so molto più di loro, ad esempio, però comunque ho delle basi dei miei genitori che mi danno la forza di riuscire a combattere proprio per me stesso, senza che ci sia qualcuno dietro che deve aiutarmi a fare ogni passo. Riesco a diventare un po' più adulto. Certo, perché probabilmente hai appunto l'autonomia. Di qua qualcuno che vuole fare un intervento, prego. Dimmi come ti chiami. Ciao. No, io volevo dire semplicemente che secondo me nella vita è
cioè, un obiettivo è fondamentale, cioè secondo me la base di tutto è avere un obiettivo. So che per molti magari è difficile capire veramente cosa si vuole o cosa non si vuole fare magari da grandi in futuro e magari pensano più al presente, dicono io penso al presente così magari mi verrà in mente più avanti. Però c'è anche chi ha già delle basi, cioè già un'idea prestabilita fissa. Faccio anch'io un esempio personale, ad esempio io già da quando ero un po' più piccola ho sempre avuto la passione per i bambini e io so che quello sarà la mia strada perché io quello voglio fare. E, diciamo, ci sono persone magari che hanno bisogno di poco aiuto magari per riuscire a fare quello che realmente vogliono, tipo dai genitori, dagli insegnanti o cose così. L'aiuto c'è sempre bisogno, però magari un po' meno rispetto ad altri. Ad esempio, facendo sempre un esempio personale, perché ma certo, vabbè. A me, essendo sempre piaciuto stare o lavorare con i bambini, insieme a mia madre o ai miei genitori mi sono messa sotto a cercare un lavoro o qualcosa che mi possa aiutare magari a avere un po' di esperienza perché so che adesso quella cercano. Sì, è uno dei talloni d'Achille proprio. Esatto. Scuola-lavoro, quello dovrebbe. Esatto, come appunto la scuola-lavoro oppure, non lo so, cercare dei piccoli lavoretti, ma sia per capire se è veramente quello che voglio fare, perché magari è un'idea, ma magari scopri veramente facendo che non è quello che fa per te. Esatto. Però magari ci sono persone invece che fanno più difficoltà, cioè sanno magari cosa vogliono fare, però non sono del tutto convinti. È una questione di motivazione? È una questione di motivazione. Sì, secondo me sì, è una questione di obiettivi e di motivazioni, secondo me. Però forse non è così facile avere obiettivi e motivazioni forti e decise da giovanissimi. Martino? In realtà, ricollegandoci un attimo all'argomento in generale, che adesso siamo un attimo scesi più nei dettagli, diciamo, siamo più personali. Siamo diventati più introspettivi. Sì, siamo rimasti un attimo in un ambiente un attimo più prospettivo. A me in realtà del discorso che è stato fatto in tutto questo episodio è apparso un sacco il termine crisi, che in realtà non sono sicuro di dove vada veramente applicato, perché abbiamo parlato ad esempio di crisi economica e di possibilità economiche, quindi il contrasto ad esempio fra gli anni 60 e la contemporaneità. Io puntavo più su una crisi individuale anche dell'adulto. Comunque... Sì, prego, scusa, non volevo interromperti. No, su questa crisi, ad esempio, è oggettiva, è un dato oggettivo ed è un dato che deve andare affrontato e ovviamente che quindi influenza anche il contrasto generazionale, eccetera. Però devo dire che, ad esempio, quando abbiamo parlato di crisi della figura genitoriale, non mi sembra una crisi almeno di questo momento, nel senso è una crisi che sta vivendo in questo momento. Stiamo vivendo un momento in cui la figura del genitore sta venendo rielaborata, sta venendo modificata, però non è una crisi di questo momento, è una crisi che si sta sviluppando da un sacco di tempo e quasi più che una crisi è una nostra realizzazione di quello che è uno stato di crisi che esiste da molto tempo. Il genitore che deve crescere, di cui ha parlato prima il professore, che deve continuare costantemente crescere e che in questo mondo sta diventando necessario, adesso è necessario, ma è sempre stata in realtà una cosa molto importante per lo sviluppo di un ragazzo, che fosse il 2017, che fosse il 1917, un genitore che cresceva e che non si fermava a 40 anni convinto di avere la verità in tasca e di poter insegnare al figlio tutto quello che lui sapeva e di creare quindi una figura perfetta, è una cosa che ci avrebbe spinto avanti come società molto di più. Quello che a noi sembra una crisi è soltanto la nostra realizzazione, secondo me, di uno stato di cose inadatto davanti a un mondo che cambia in realtà. Bene, dottor Castellarin, a lei una battuta su cui ha un po' detto lui? Noi abbiamo una grande responsabilità, si parla tanto di valori, di ideali, di trasmissione. Ecco. Se c'è un punto in cui i genitori sbagliano è quando trasmettono valori a parole e sono incoerenti. La ricerca psicologica ci testimonia che questo è il punto che fa cadere il genitore, nel senso che non bastano le parole. Bisogna testimoniare. Allora, noi siamo gli adulti, io sono nonno, va bene, e quindi ovviamente devo testimoniare ai miei nipoti la mia storia, ma in questa testimonianza deve essere una testimonianza vera, che va a reperire ciò che è stato difficile per me, ciò che io credo, va bene, ma nel contempo dare la possibilità ai ragazzi di trovare il loro valore. I valori non si costruiscono sui libri, i valori si costruiscono nelle generazioni e nella testimonianza di ciascuno di noi. Quindi l'invito ai genitori, a noi adulti, ad essere coerenti. Quando diciamo delle cose dobbiamo dimostrare noi per primi
che siamo capaci di perseguire gli obiettivi. Se poi diciamo ai nostri ragazzi studia, fai, impegnati e poi da parte nostra non dimostriamo lo stesso impegno, la stessa dimensione, ecco che veicoliamo alla generazione successiva il disimpegno. Certo. Un ultimo intervento veloce perché siamo stretti coi tempi. Io volevo semplicemente concludere questo discorso dicendo che, diciamo facendo una conclusione, parlando sia dei genitori che dei figli, parlando degli adolescenti, Stanley Hall nel 1904 ha eseguito uno studio di psicologia dove ha prestabilito quelle che sono le caratteristiche a livello di patrimonio genetico che un adolescente sviluppa nel momento in cui entra nel processo adolescenziale. E queste caratteristiche che fanno parte del nostro patrimonio, nel momento in cui vengono sviluppate, sono delle nostre abilità. Quindi non è qualcosa che qualcuno può imporci dall'esterno. Dal punto di vista genitoriale invece parliamo di personalità genitoriale dove viene definita come quel comportamento da parte dei genitori dove loro esprimono il loro affetto, esprimono la loro educazione, quelli che sono i valori che loro vogliono trasmetterci senza però pretendere niente in cambio. Quindi quello che voglio dire io è fare un incoraggiamento a noi giovani stessi, dicendo che le nostre abilità ce le abbiamo, fanno parte del nostro patrimonio genetico, dobbiamo solamente scoprirle e non dobbiamo permettere a nessuno degli adulti di dirci quello che dobbiamo fare, ma dobbiamo imparare a crescere anche da soli, con noi stessi. Innovation, ogni volta complimenti. Allora, prima di chiudere, adesso alleggeriamo i toni con i messaggi. Alessio 79, forza ragazzi, siete il futuro. Il mondo del lavoro è cambiato sia con le nuove tecnologie e modi di pensare. È anche vero che in questi anni non si è investito in Italia sia su formazione che mentalità. Un consiglio, fatevi un'esperienza all'estero, capirete un nuovo mondo e soprattutto molte opportunità. Qua ce ne sarebbe ancora da parlare, il tempo purtroppo stringe. Babbo il numero 1, altri saluti per Esmeralda e Leila. Io leggo saluti ad Esmeralda e Leila, saluti anche a Masha e poi infine con un complimento, non lo trovo più. Aiuto, non lo trovo più. Nel frattempo, allora, mentre lo cerco, ecco, bel dibattito, un saluto a Martino che stasera è bellissimo, questo non so, non si firma. E quindi la puntata finisce qui, l'appuntamento è per il prossimo venerdì, sempre alla stessa ora qui su Telefriuli, la trasmissione la troverete anche in replica lunedì mattina e io ringrazio Davide Nicolicchia che ho davanti a me, Pierangelo Buttazzoni e Paolo Bassi che in regia ci hanno seguito. Allora, auguro a tutti, grazie a tutti voi per aver partecipato, ringrazio gli ospiti, la dottoressa Zanon, il dottor Castellarin, il professor Martin e il professor Babbo e vi auguro una buona serata con i programmi di Telefriuli.